Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. E ora in onda Pop Economia, a te la linea Alessandra. 16.05, grazie della linea Sveva, è l'ora di Pop Economia. Avete ascoltato prima della nostra sigla questo pezzo splendido di Ligabue, Made in Italy, un pezzo, una scelta non casuale. Allora, ben ritrovate cari amiche e amici di Radio Libertà, questa è Pop Economia Rumore, io sono Alessandra Mori e oggi è 15 aprile, una data storica perché il 15 aprile 1452 nacque il genio italiano che ha cambiato il corso della storia, ma naturalmente è Leonardo da Vinci. Ed oggi, martedì 15 aprile, è la giornata italiana del Made in Italy. Quel Made in Italy che è il traino, non è semplicemente un cliché, non crediate, è un traino, è un motore per la nostra economia e che rischia l'effetto darsi in alcuni settori strategici, in alcuni settori chiavi, in quell'Italia produttiva che attende con ansia la visita di Giorgia Meloni negli USA e in quell'Italia produttiva che segna un primato per l'export. E già perché noi, sapete, siamo la quarta potenza mondiale per esportazioni di beni. I dati sono riferibili ai primi 6 mesi del 2024. E allora in questa giornata densa di notizie economiche è un piacere aprire la prima parte della nostra trasmissione, la finestra pop, quella dell'economia reale della vita vera, con il senatore Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato e responsabile del Dipartimento Turismo della Lega. È in linea, senatore? Sì, sono in linea. Buona giornata. Ben trovato, buon pomeriggio. E allora come procede questa giornata del Made in Italy? Qual è la percezione e qual è il clima in questo momento altalenante di dazi e strazi? Ma sicuramente tanta preoccupazione perché è ovvio, come avete detto giustamente voi, l'Italia è un paese esportatore e di conseguenza nel momento in cui si minacciano dei dazi su prodotti che sono importanti per il nostro Made in Italy, è ovvio che da parte dei produttori c'è tanta apprensione. C'è anche da dire però una cosa, che i dazi non li ha inventati Trump. Se noi andiamo a guardare in giro per il mondo, il Made in Italy è soggetto a dazi già da veramente tantissimi anni. Faccio un'ipotesi e faccio un esempio banalissimo. Se voi volete esportare del vino in Brasile, avete un dazio del 55% perché il Brasile vuole tutelare le proprie bevande alcoliche, birra e vini prodotti in Brasile. Se voi volete esportare anche qua dei prodotti agroalimentari in Cina, che è considerata da tutti un mercato comunque emergente, la Cina mette non solo dazi economici ma mette anche dazi sanitari e dazi burocratici. Quindi ho fatto semplicemente due esempi per spiegare che ormai l'Italia è avvezza a subire dazi proprio perché tutti gli altri paesi ci vedono come competitor e di conseguenza devono limitare le nostre esportazioni. Ecco, veniamo a commentare le notizie di stamane. Il ministro Giorgetti, dal Salone del Risparmio, quel salone, diamo anche qualche dato di turismo buono, che aspetta 15.000 visitatori, queste sono le stime, ha detto tranquilli, l'Italia sarà, come anche ha detto lei in questo momento, all'altezza delle sfide, però ci sono dei settori che sono in fibrillazione, la moda, l'agroalimentare, e il presidente di Confindustria Orsini stamattina ha rincarato un po' la dose e soprattutto ha detto una cosa in più. Occorre un piano per l'export, ecco, parlavamo di export, per l'Italia, un piano di 80 miliardi e poi ha detto all'Europa, ma cerchiamo dei mercati alternativi, non perdiamo tempo perché sarebbe da folli rimandare. Che ne pensa? Penso che è una cosa che ormai noi come Lega stiamo dicendo veramente da tanti anni. Il fatto che dobbiamo sempre cercare mercati alternativi. L'Italia è un paese, come dicevamo, che esporta tanto, ma non sono tantissimi mercati dove andiamo ad esportare. Quindi siamo un po' per abitudine, un po' perché siamo anche un po' pigri, negli anni abbiamo sempre cercato i mercati più semplici.
quando invece ci sono mercati in espansione, mercati che comunque hanno i nuovi ricchi a livello mondiale dove potremmo veramente andare a esportare e fare i numeri. Ovvio che non lo puoi fare dall'oggi al domani, ecco, questo diciamolo molto chiaramente. E soprattutto io sono d'accordo quando dice Orsini che bisogna fare un piano dell'export, io dico anche però che potrebbe anche costarci meno, per il semplice motivo che basterebbe organizzarci in un modo diverso. Noi in questo momento siamo un paese poco organizzato e dovremmo andare a guardare come stanno facendo i cugini francesi, un'agenzia per l'export, una sola, contro invece l'Italia che ha, vi faccio semplicemente un banale esempio, ICE, camere di commercio estere, le regioni, i comuni, i vari ministeri, i privati. Ecco, vi ho già fatto 7 esempi di interlocutori che hanno i nostri interlocutori, quindi gli importatori, con il fatto che si crea tanta confusione, mentre i francesi, che sono più bravi di noi, hanno, come dicevo, un solo referente che ragiona per tutto il sistema paese. L'Italia dovrebbe ogni tanto guardare anche cosa fanno i nostri vicini di casa. Ecco, un dato volante sul turismo, perché lei ha la delega, i visitatori, i turisti proprio degli USA sono molto importanti per noi, valgono addirittura 6,5 milioni di euro l'anno. Ecco, questi turisti rischiano di avere un po' come dire, un po' un tracollo con questi dazi, insomma, possono avere dei timori, delle paure. Siete preoccupati per questo? Anche Confesercenti oggi lancia l'allarme. Una battuta su questo e poi so che lei ha pochissimo tempo e la lascio andare. Ma guarda, io continuo a pensare che il rischio dazi e quindi il rischio turismo verso l'Italia è un rischio legato al fatto che i dazi senza ombra di dubbio creeranno più problemi agli americani e ai consumatori americani, perché si vedranno i prodotti che arrivano dall'estero costare di più, quindi avranno un potere d'acquisto in meno. Non penso che ci sia un problema legato al turismo in senso stretto, cioè io sono convinto che un turista americano o di qualsiasi altro paese che ha voglia di venire in Italia viene indipendentemente dai dazi di Trump. Non c'è un dazio sull'entrare in Italia, c'è semplicemente il cittadino americano che magari ha meno soldi e quindi magari decide di rimanere negli Stati Uniti per fare le proprie vacanze anziché venire a visitare l'Italia. Ecco, questo potrebbe essere un problema. Potrebbe essere un problema. Allora, 2 notizie politiche, senatore Centinaio. Volevo un commento velocissimo da lei sul dato a Monfalcone, chi ha pagato il dazio lì è il partito, c'era addirittura costituito un movimento, diciamo, islamico, no? Invece è stata debordante la vittoria del centrodestra. Come valuta questo risultato? E per fortuna i cittadini di Monfalcone hanno capito che queste cose lasciano il tempo che trovano, ancora una volta chi governa bene viene premiato e un partito islamico in Italia posso dire sinceramente che a me fa abbastanza sorridere, proprio perché noi siamo un paese che ha una tradizione totalmente diversa e alla prova dei fatti nemmeno gli islamici votano il partito islamico, quindi è l'esempio lampante del fatto che siamo un paese diverso rispetto ad altri paesi dove esistono partiti di quel tipo, anche in Europa purtroppo. Ecco, in questi giorni, e chiudiamo poi così, si è parlato molto del terzo mandato. Lei sa che questo è un tema che ci sta molto a cuore, io stesso ho intervistato molte volte qui il governatore Zaia. Un sondaggio di La 7 ieri sera, 43% degli elettori di maggioranza dice di sì al terzo mandato, cioè vorrebbe la continuità. Il 34% invece non vorrebbe degli altri elettori. Questo è un dato significativo. Come sarà ora il futuro per la Lega nel Veneto? Può anticiparci qualcosa? Qualsiasi cosa, e noi ce la prendiamo così come viene. Io spero molto positivo perché mia moglie è veneta e di conseguenza vorrebbe dire che si creerebbe un problema anche a casa Centinaio. Ecco, mettiamola così. A parte le battute, io vado dietro a quello che ha detto Massimiliano Romeo qualche giorno fa, le regioni governate dalla Lega che stiano alla Lega. Almeno per quanto riguarda il candidato. Dico anche un'altra cosa, io sul terzo mandato sono stato uno dei primi che si è esposto, ma non tanto a favore di Zaia o del presidente di turno, semplicemente per una questione di democrazia. La nostra Costituzione prevede che il Presidente del Consiglio lo possa fare un cittadino italiano anche per 10 volte.
mentre il presidente di regione no. Non mi vengano a dire che la regione è più un centro di potere rispetto al sistema Stato, a fare il ministro, a fare il presidente del Consiglio, a fare il presidente della Repubblica. Quindi se io posso fare il presidente della Repubblica, io o un cittadino italiano può fare il presidente della Repubblica più volte, non vedo il perché un cittadino italiano non possa fare il presidente di regione o il sindaco per più volte. Bene, ci ha risposto e vedremo quali saranno, insomma, gli sviluppi. So che devi andare per una giornata molto intensa, allora buona giornata del Made in Italy e l'aspetto presto quando vorrà. Quando volete, ci sono. Grazie. A presto. E allora abbiamo al telefono, dovremmo avere al telefono l'assessore regionale all'agricoltura, perché oggi ho scelto di fare una puntata tutta dedicata al Made in Italy. Non ho ricordato però dove potete vederci e ascoltarci, lo sapete ormai, ma ricordarlo vale sempre la pena. Ovviamente in TV, se volete, 252 digitale terrestre, lo stiamo approntando una nuova piattaforma per farci seguire ancora meglio, perché sapete che Skype ormai non ci sarà più da questo mese e quindi tutto verrà confezionato per andare verso migliori auspici. E poi potete vederci ovviamente su radiolibertà.net, sulla pagina Facebook, su ogni device che preferite, su YouTube, insomma come volete, come preferite. E dunque dicevo così, oggi la giornata nazionale del Made in Italy, sapete, è una celebrazione che si estenderà fino alla fine di maggio. Sono 500 le iniziative in tutta Italia, poi ci saranno 50 eventi internazionali in 30 paesi e 4 continenti e il logo della giornata sarà l'uomo vitruviano, ovviamente di Leonardo da Vinci, che è il simbolo, vuole rappresentare il simbolo dell'uomo al centro di ogni innovazione e ricerca. E in questo momento batte forte il tema dei Made in Italy per i dazi, in questo tagadà continuo, in questa altalena continua dei dazi, dei controdazi. Donald Trump ha annunciato che ci saranno dei dazi per i farmaci, delle nuove tariffe per la farmaceutica, saranno invece probabilmente tolti quelli sul lato, e voi sapete, ricordate molto bene, lo abbiamo visto insieme passo dopo passo, che l'automotive è un settore molto in sofferenza e in affanno, anche per le sciagurate scelte di Casa, ex Fiat, e del CAN, gestione del CAN, e che invece i settori più attenzionati, quelli che sono più in agitazione, in fibrillazione, sono l'agroalimentare, ce l'ha ricordato la Confagricoltura con il presidente Cianzanti e il presidente del Lazio che abbiamo intervistato giorni fa, sono quelle per le macchine, e quello per le macchine per la produzione, la moda, il lusso, insomma i settori che ci fanno eccellere, i settori che ci fanno sempre di più inorgoglire. Sveva, innanzitutto dimmi se abbiamo l'assessore regionale Righini, perché ho scelto di chiamare nella prima parte le istituzioni e poi anche delle eccellenze italiane, quelle per esempio legate alla pasta, quelle legate al cibo. E poi vedremo anche il fronte consumi come va. E allora vediamo un po' se il nostro assessore ci risponde. Nel frattempo cercherò di darvi alcuni dati che ci fanno riflettere sul Made in Italy. Per esempio il vino è un settore trainante. Abbiamo visto che il settore del vino va benissimo, ci sono stati 8 miliardi di euro di export, quindi il vino per noi non è un problema. Alessandra, Anche se l'export è un export molto forte, per esempio negli Stati Uniti, in USA, ma nonostante la paura dei dazi ci sono stati 3.000 i buyer che sono venuti al Vinitaly di Verona Alessandra, la scorsa scusami se ti settimana. interrompo. Prego Sveva. L'assessore ha detto che sarà disponibile fra 10 minuti perché sta finendo un incontro con un ministro. Benissimo, allora noi lo aspettiamo, lo avremo in linea. Se tu intanto vuoi chiamarci anche la nostra ospite, anticipiamo un pochino con Amelia, perché poi dopo abbiamo qui un po', diciamo, una staffetta, ho deciso di fare one to one per non avere nessun disturbo di linea, nessun problema, fino a che non avremo una nuova piattaforma più congeniale, e quindi proviamo a chiamare Amelia Cuomo, così sentiamo come va la pasta. La chiamiamo subito. Intanto cerco anche di avvertire Amelia nel frattempo, perché Amelia, per esempio, è una delle eccellenze italiane, è stata con noi molte volte, è la CEO di Pasta Cuomo di Gragnano, e colei, per esempio, che ha cercato di innovare nel solco della tradizione, perché sapete,
eccellenza italiana è anche regionalità, è anche eccellenza delle nostre regioni, delle nostre tante regioni, dei nostri centri più piccoli che sanno creare delle bontà, delle delizie che devono poi essere esportate, che talvolta non hanno la forza di essere esportate. Per esempio Gragnano è uno di questi. E la pasta, ecco la pasta, stavo vedendo mentre aspettavo che mi chiamasse la regia per la diretta, rappresenta il 16% delle vendite oltre confine, cioè anche la pasta, che è la regina, per quanto la regina del nostro cibo italiano, è una parte fondante. Ecco, la pasta anche ha un problema per quanto riguarda i dazi, perché il 16% delle vendite è oltre confini e quindi andrebbe a toccare l'export. Come ci ha spiegato il senatore Centinaio, noi i dazi ce l'abbiamo avuto sempre, esistono tanti tipi di dazi e uno di questi dazi può essere anche la burocrazia, lo è senz'altro europea, e allora vediamo noi come possiamo far fronte con il nostro Made in Italy, e questo è proprio il senso della puntata, ai dazi, in questo caso americani. Mi dice Sveva che la nostra Amelia è in linea, la ringrazio, la saluto. Amelia carissima, come stai? Molto bene. Buongiorno e buona giornata del Made in Italy. Grazie per l'invito. Ecco, allora mi spiace non puoi essere in video oggi, ma recupereremo senz'altro prestissimo. E allora, Amelia, tu sei un'eccellenza del Made in Italy, perché a Gragnano, io sono venuta per Rai 1 poco tempo fa, a realizzare, a vedere tu che cosa hai saputo creare, e ho fatto un servizio per la Rai ed in effetti vi assicuro un posto veramente molto bello, dove si sente anche un po' di quell'aria della costiera amalfitana e dove c'è un procedimento per la pasta che ora Amelia ci ricorderà, davvero memorabile. La pasta è buonissima e Amelia ha saputo creare una realtà specifica con addirittura un museo della pasta e ha innovato nel solco della tradizione, della sua tradizione, innovando e rendendo questo pastificio antichissimo, e adesso lei ce lo ricorderà quanto è antico, quindi innovando e facendolo diventare un pastificio davvero eccellente. La pasta Cuomo è conosciutissima e poi ho anche presentato in questi giorni le radici del suo successo in un volume, vero Amelia? Perché tu hai ricominciato dalle tue radici. Ci vuoi raccontare, ci vuoi dire qual è questo volume, quali sono le radici di questo successo? Allora, sicuramente sì. Io sono sempre stata convinta che in Italia l'eccellenza parte prima di tutto dai territori che sono vocati molto spesso per determinate produzioni. Gragnano è famosa per la produzione della pasta sin dal 1700. La mia famiglia era una delle storiche famiglie che a Gragnano ha contribuito a renderla la città della pasta. L'attività è nata nel 1820, è stata interrotta nel 1939 per problematiche legate all'intermezzo tra le due guerre, per cui praticamente mi sono trovata ad un certo punto, dopo 70 anni, a chiedermi cosa faccio della mia vita. E ho preferito e ho voluto fortemente rientrare a casa. Io vivevo a Roma e lavoravo come consulente a Roma e diciamo viaggiavo tantissimo in giro per il mondo. Mi sono caricata di questa tradizione storica che viveva nei ricordi di mio padre per poterla declinare in maniera nuova, recuperando quella che era la produttività qui a Gragnano, ma abbinandoci anche delle attività collaterali, così come si potrebbe fare in tutta Italia per i prodotti d'eccellenza. Che cosa abbiamo fatto? Avendo la proprietà degli spazi storici che erano raffigurati all'interno delle foto che giravano tutto il mondo e che raffiguravano Gragnano e la sua pasta, abbiamo voluto ragionare in termini di diversificazione, per cui non
immaginare l'azienda in una logica di prodotto, ma di progetto di sviluppo che combinava insieme cultura, turismo e industria, nel caso nostro la pasta, e che potesse comunque manifestarsi attraverso una serie di attività. La pasta, che è il simbolo dell'Italia, viene rappresentata dalla città di Gragnano, che può raccontarla attraverso la storia della nostra famiglia, una famiglia bicentenaria che affonda le proprie radici appunto nel 1820, una storia che se io e mio fratello e con mio padre non avessimo scelto di tornare a casa e riprendere l'attività di famiglia sarebbe andata perduta. Allora, Per cui 200 l'attività... anni, Amelia, una Sì, storia 200 anni. Ad bicentenaria oggi noi e siamo la famiglia di pastai più antica al più mondo, antica al dopo mondo. E allora, l'operazione che abbiamo volevo che lo fatto. dicessi tu, io ormai l'ho imparato bene. Le radici di successo sono queste, allora, perché tu hai scritto un libro, Valorizza la tua storia, Sì, cambia la tua vita, e ce lo hai spiegato, assolutamente ce lo hai sì. Per spiegato non poco fa. dimenticare, spesso si parla di innovazione e oggigiorno lo viviamo sempre di più con la tecnologia. Per me la vera innovazione è stata non perdere la memoria, investire sul futuro attraverso il recupero del passato e quindi attraverso il recupero di tutti i documenti storici che sono stati raccolti in un libro che si chiama Una famiglia, un pastificio, 200 anni di maccheroni Cuomo a Gragnano, che viene praticamente materializzata all'interno del museo, che racconta la storia della pasta attraverso la storia bicentenaria della nostra famiglia. Questo metodo di combinazione tra prodotto, cultura e turismo l'ho raccontato all'interno del volume Radici di successo, che racconta proprio come valorizzare un prodotto made in Italy, le strategie da adottare e i passi da fare per poter promozionare e comunicare le eccellenze italiane. Il nostro modello diventa scalabile perché è possibile replicarlo esattamente in tutti quei contesti italiani di aziende che nascono connessi al proprio territorio, adottando lo stesso modello che abbiamo fatto noi, proprio perché in una logica di globalizzazione dove c'è una competitività altissima, quello che ci renderà in futuro inimitabili è la nostra storia, quello per cui siamo nati, quello per cui i nostri territori sono vocati e quello che comunque ci permette di fare la differenza nel mondo attraverso quello che è il concetto di Made in Italy, spesso troppo teorizzato, ma mai analizzato in maniera in chiave Ecco, pratica. lo hai detto, spesso troppo teorizzato, perché a volte il Made in Italy diventa quasi un marchio e un modo di dire, ma questo saper fare è poi riconducibile, come dicevo in anticipo di trasmissione, lo commentavamo con il vicepresidente del Senato Centinaio, è il motore, il Made in Italy è il motore della nostra economia, quindi non è una teoria, non è un bel dire, ma è il traino di questa economia. E alcuni settori chiave, per esempio come l'agroalimentare, sono un po' preoccupati per questi dazi. Ecco Amelia, so che tu esporti anche negli Stati Uniti e stavo leggendo che il 16% delle vendite per quanto concerne la pasta è oltre confini. Tu sei un po' preoccupata per questi dazi e come vedi il futuro per quanto riguarda per esempio il tuo settore, la pasta? Allora, di queste strategie di politica macroeconomica io mi sono fatta un'idea. Come immaginavo, l'annuncio dei dazi è stato un modo per verificare il sentiment internazionale, lo stesso Trump lo ha confermato. Io ho sempre pensato che lui avesse adottato questa strategia semplicemente per ristabilire gli equilibri mondiali a favore degli Stati Uniti, ma chiaramente ha fatto un dietrofront perché ha sospeso i dazi per 90 giorni. Io penso che comunque sotto questo profilo il problema esiste, ma noi ci siamo già mossi in anticipo per far fronte a questo tipo di problematica, perché abbiamo massimizzato quello che è l'interesse sul turismo ragionando in un'ottica non solo di export ma anche di incoming, per cui gli americani sono loro a venire da noi, sono loro ad investire nelle nostre attività, fruendo anche di quelli che sono i tour che noi abbiamo realizzato, esperienziali e attività di degustazione che realizziamo proprio qui a Gragnano,
creando realmente la destinazione Gragnano. Questa operazione ci ha permesso di veicolare una linea di vendite che spesso viene troppo sottovalutata, perché abbiamo cercato di dimostrare che investire nella cultura crea ricchezza per il territorio, e sicuramente questo traina l'export, che viene Allora, alla concepito parola non export, più. Amelia, ti fermo un attimo, andiamo in pausa, rimani con noi al telefono e riprendiamo tra meno di un minuto, ok? Ok, va bene, A tra pochissimo. a tra pochissimo. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Va ora in onda Rumore. Mi è sembrato di sentire un rumore, rumore. È ora in onda Pop Economia Rumore. A te la linea, Alessandra. Grazie Sleva, è entrato il rumore, ma il rumore del Made in Italy è cominciato già dalla prima parte, abbiamo anticipato il secondo blocco. Amelia, che rumore fa questo Made in Italy e che rumore fa la pasta, la tua pasta di Gragnano, quella che si produce con un procedimento davvero molto affascinante, se ce lo vuoi ricordare. E poi, ti piace la canzone che ho scelto, Made in Italy di Ligabue, un treno che è sempre quasi mai in orario, ma che poi puntualmente arriva sempre. Condividi? È un treno straordinario e il rumore è un rumore assordante, ma ci se ne accorge soltanto nel momento in cui si va all'estero e si ha la dimensione di come siamo percepiti noi italiani dall'altro lato del mondo, ma già fuori dai nostri confini. Essere italiani è solo per il fatto di essere italiani che noi abbiamo già un vantaggio competitivo nel modo di approcciare le cose, perché la nostra italianità viene percepita come di altissimo livello, soltanto perché quindi è un fatto proveniamo di da questo qualità, mi stai straordinario dicendo, paese. Amelia, è sempre solo Sì, un fatto di ed qualità, è eccellenza. così? Sì, decisamente sì, è alta qualità. La nostra pasta qui viene prodotta secondo un protocollo di produzione che prevede determinati criteri che l'hanno resa unica nel mondo: acqua di sorgente, lenta essiccazione, trafila al bronzo, che ci hanno permesso di considerare la nostra pasta, di far considerare la nostra pasta e la nostra pasta Cuomo unica al mondo.
Ci vuoi ricordare quel procedimento della pasta, quella parte così affascinante quando la pasta deve rimanere lì a fare il suo tempo perché la qualità deve essere suprema? Ricordacelo un po' tu, io l'ho visto di persona, ma vorrei che lo dicessi tu. Sì, il nostro prodotto essicca lentamente cercando di non superare determinate temperature. Noi essicchiamo a 50 gradi, che è una temperatura molto bassa, che comunque è considerata come una lenta disidratazione della pasta, che da fresca diventa secca in un tempo molto lungo, a seconda di quelli che sono i formati e la complessità dei formati, che secondo il protocollo di produzione può arrivare fino alle 60 ore di essiccazione. Questo procedimento permette di non alterare le proprietà del grano e quindi della semola e conferisce alla pasta quella rugosità e quel sapore che rimangono nel piatto quando si unisce il sugo, e la trafilatura al bronzo permette di assorbirne il sugo in cottura durante la mantecatura. Questa eccellenza ci è riconosciuta in tutto il mondo. Ecco perché essere italiani e lavorare in Italia secondo metodi tradizionali che non possono essere slegati dalle proprie radici ci permette di realizzare delle eccellenze uniche al mondo. Quali sono i tuoi progetti futuri, Amelia Toc? Tu hai vinto molti premi e sei sempre in movimento proprio su quel treno del Made in Italy che arriva magari con un po' di ritardo, ma quando arriva, arriva. Dici un po'? Allora, in realtà io pensavo di aver fatto la scoperta dell'acqua calda tornando a Ah casa e sì? Non recuperare della un'antica pasta, dell'acqua tradizione. calda. E cioè? Dell'acqua calda, sì, una scoperta che comunque insomma non aveva tutto questo valore perché mi sembrava il processo naturale per il quale doversi comunque verso il quale doversi affacciare. Invece mi sono resa conto che dare valore alle proprie radici e declinarle secondo un modello che poi appunto descritto nel mio libro Radici di successo, disponibile su ameliacuomo.com, mi ha permesso di poter fare la differenza ed essere premiata perché abbiamo dato valore a un prodotto attraverso il suo territorio combinandolo con la storia familiare. Ecco perché comunque mi sembrava di aver fatto un qualcosa di tipico, no? Già esistente, invece è stato riconosciuto un modello di business unico nel suo genere perché combina una serie di fattori in maniera perfetta, tra virgolette, e a 360 gradi si combina perfettamente con economia circolare i pilastri della sostenibilità sociale, economica ed ambientale. Ecco, quanto è importante il turismo, Amelia? Tu sei in una regione, la Campania, che è meravigliosa, ma il turismo anche in quel di Gragnano può fare la differenza. Abbiamo avuto qui il senatore Centinaio in apertura di puntata che era proprio la delega al turismo per la Lega. Raccontaci qualcosa, dacci qualche dato della tua terra e quanto è importante anche il turismo, l'ho appena detto prima, americano, ma anche il turismo di altri confini, di altre parti. Beh, per noi è fondamentale perché avendo aperto la linea, il canale del turismo con il turismo enogastronomico per il quale comunque l'Italia si sta facendo, diciamo, da padrona, per noi è fondamentale perché intanto Gragnano è una città molto fortunata, si trova al centro tra Sorrento, Amalfi, Positano, Pompei e Napoli. Napoli che ha avuto un'esplosione del turismo negli ultimi 2 anni, ma sicuramente sta vivendo un periodo molto felice. Lo scorso anno noi abbiamo avuto dei visitatori da tutto il mondo che volevano scoprire la nostra storia, la storia della pasta, e proprio per questo si sono trovati qui da noi. Lo scorso anno abbiamo avuto intorno ai 6.000 turisti che comunque appunto si sono recati personalmente a Gragnano attraverso tour operator, attraverso le guide online, attraverso addirittura l'intelligenza artificiale ha suggerito a dei turisti dall'altro capo del mondo, in Giappone, di venire da noi a provare la pasta proprio perché è stato riconosciuto Gragnano e Pasta Cuomo come il pastificio più antico al mondo che se si va in Italia bisogna andare a visitare.
per cui per noi rappresenta il futuro. I progetti futuri che abbiamo principalmente sono focalizzati sulla massimizzazione dell'offerta e la diversificazione dell'offerta, creando nuove formule di servizio anche abbinate sempre al prodotto, dove il prodotto rimane il protagonista principale. La pasta Cuomo rimane la protagonista che viene declinata sotto diverse formule. Il prodotto, la qualità, il protagonista, in questo caso la pasta, la protagonista principale, ma c'è anche la contraffazione sui prodotti di qualità, oppure la imitazione mai che avvenga una volta con successo, però c'è stato un DDL, leggevo pochi giorni fa, sull'agroalimentare. Questo è molto importante. Questo DDL dà una stretta su frode e contraffazione. Noi tra poco, Giuseppa dimmi quando è in linea, abbiamo anche Maria Linei, la segretaria generale di Assotenti, perché c'è il problema legato all'Italian Sounding e il problema legato alla contraffazione appunto dei prodotti di qualità. Come la vedi tu, Amelia, su questo punto? Noi da una serie di analisi... Cioè, quanto fastidio dà, quello che voglio dire, quanto fastidio dà la pasta che non è la pasta di qualità ad un prodotto invece di eccellenza? Può dar davvero fastidio o un fastidio minimo? Allora, in realtà dalle analisi che noi abbiamo portato avanti, la contraffazione del prodotto pasta di Gragnano viene realizzata in Italia stessa, dove viene venduta con destinazione estera, ma prodotta in realtà che non sono quelle di Gragnano. Quindi comincia a diventare un fenomeno importante da non sottovalutare. E leggevo proprio di recente, come dicevi tu, è stato emanato questo DDL che giustamente prevede delle sanzioni molto più pesanti, perché è giusto che se un prodotto viene protetto debba essere protetto a 360 gradi. Noi nel 2023, per esempio, nel nostro caso abbiamo vinto una causa di contraffazione per il marchio. Ecco, questo è molto interessante, raccontaci. Proprio perché è stata riconosciuta la qualità del nostro prodotto, ma soprattutto la storicità. Abbiamo vinto contro un altro pastificio che, diciamo, è stato richiamato alla contraffazione, e l'essere provenienti dalla città di Gragnano e l'aver investito in cultura in tempi non sospetti ci ha permesso di poter vincere questa litigation, questa causa di contraffazione a nostro favore. Il fenomeno sta cominciando a diventare, non dico preoccupante, ma da attenzionare. Ecco, un tuo punto di vista da manager, quello che tu sei, stamattina, lo commentavo proprio con Centinaio in apertura di trasmissione, il presidente di Confindustria Orsini ha detto la UE è ora che si comincia a guardare intorno e quindi cerchiamo di andare oltre il mercato USA, ma cerchiamo anche altri mercati per quanto riguarda l'export. Sei d'accordo tu? Sì, sono d'accordo, anche perché il mondo comincia a capire veramente il valore che possa avere il Made in Italy. Il mercato americano è un mercato interessante, ma è un mercato facile da raggiungere, perché noi ci rivolgiamo per strategia a quelle che sono le comunità di italiani all'estero, e sappiamo bene che gli Stati Uniti hanno molte comunità molto importanti di italiani all'estero che, diciamo, acquistano dall'Italia perché comprare prodotto italiano significa alimentare i ricordi della propria infanzia, sicuramente con una percezione di qualità che comunque il Made in Italy beneficia su tutti i prodotti d'eccellenza. Le nuove frontiere, io mi sono trovata in Thailandia qualche mese fa, le nuove frontiere... Ecco, come va per esempio lì in Thailandia? Raccontaci la tua esperienza. Com'è? Raccontaci questa esperienza, per esempio in Thailandia, ecco, che cosa hai notato lì? E in realtà sono andata lì per un incontro con un distributore, un importatore thailandese, proprio perché stanno proliferando ristoranti italiani che cercano proprio prodotto italiano. Quindi io personalmente, sin da, ripeto, tempi non sospetti, con mio fratello, mio padre, abbiamo analizzato anche altri mercati su cui affacciarci, perché il Made in Italy è un asset talmente tanto forte che però
nell'ambito del commercio dei prodotti necessita di flessibilità, quindi spostamento degli equilibri di vendita. Sicuramente noi stiamo guardando al mercato orientale perché dal punto di vista della popolazione stiamo parlando di miliardi di persone. Gli Stati Uniti è un mercato forte, un mercato consolidato, ma potrebbe anche essere un mercato che dobbiamo trattare in maniera residuale proprio in vista di quelle che sono le nuove normative che stanno lanciando. Ecco, nuove normative, Amelia, ti fermo su questo punto perché so che abbiamo in linea Maria Linnei, segretario generale di Assutenti. Maria, sei in linea? Eccoci, buonasera a tutti. Eccoci, buonasera, ben ritrovata. Ti presento, anche se a distanza, Amelia Cuomo, CEO di Pasta Cuomo. L'abbiamo in linea telefonica anche lei, è una manager e ha saputo innovare la sua azienda di famiglia bicentenaria, la più antica famiglia di pastai, a Gragnano, e con lei abbiamo accennato anche al tema dell'Italian Sounding. Ecco, so che Assutenti ha fatto proprio in questa giornata qualcosa relativamente alle truffe e c'è stato, lo accennavo prima, anche il DDL sull'agroalimentare che dà una stretta proprio in questi giorni su frodi e contraffazioni. Come siamo messi da questo punto di vista per tutelare la nostra qualità? Perché sì, oggi è un giorno di celebrazione, ma deve essere anche un giorno per cercare di capire quali sono gli scenari, le prospettive e anche per cercare di capire come dobbiamo tutelare i nostri prodotti con le giuste politiche. Dunque, sì, innanzitutto grazie di questa opportunità perché noi ci occupiamo di contraffazione, lotta alla contraffazione, ma soprattutto campagne informative per il cittadino, per gli studenti, proprio per rendere il consumatore più informato e più tutelato e per evitare che possa cadere nella trappola della contraffazione, che sappiamo benissimo quali sono i numeri, no? Ogni anno sono circa più di 200.000 sequestri di prodotti nel settore alimentare, ma anche in altri settori come ad esempio tecnologico, l'abbigliamento, l'accessorio. Ovviamente visto l'ospite anche che c'è con me collegato, parliamo dell'agroalimentare. Sicuramente è un fenomeno pesante per il prodotto italiano e per l'imprenditore italiano. Quello che noi possiamo dire, che diciamo da sempre, è che il consumatore deve cercare di essere più informato per evitare di comprare questi prodotti. Attraverso quali strumenti? Sicuramente lo strumento più semplice è quello di saper leggere l'etichetta, quindi di avere delle informazioni e di prendere le informazioni chiare, leggibili attraverso l'etichetta, dove vengono riportate tutte i dettagli del prodotto, quindi della filiera che ha portato quel prodotto nello scaffale del supermercato oppure al mercato stesso. E questo è un elemento che deve essere accomunato sicuramente al prezzo del prodotto stesso, perché prodotti troppo convenienti quando si tratta di buona qualità ovviamente non ce ne sono, e quindi di trovare un giusto compromesso tra le informazioni che riceviamo e quelle che poi ovviamente dobbiamo far pace anche con le nostre tasche, questo lo sappiamo, ma non deve essere a scapito né del prodotto di qualità né tantomeno dell'italianità del prodotto, perché comprare un parmesan, adesso ne dico una su tutte, per esempio, oppure una pasta che non sia no? quella di qualità in generale, giusto Maria? Un parmesan, dicevo, oppure una pasta che non sia quella di qualità. E ovviamente crea un danno all'imprenditore del prodotto made in Italy, all'artigiano, oltre a mangiare qualcosa che non è quella che ci aspettiamo. Noi abbiamo fatto anche delle piccole indagini, anche un po' ironiche, anche se c'è poca ironia, con delle confezioni di pasta con scritto pasta asciutta, per far capire che era proprio non solo in Italian Sounding, ma anche fatto molto male. Quindi ecco, occhi aperti. Amelia, cosa pensi? Stai ascoltando cosa ci dice Maria Linnei? Occhi aperti, una battuta su questo. Occhi aperti, ma noi li dobbiamo per forza avere aperti, perché quando produci un prodotto d'eccellenza automaticamente guardi la concorrenza o comunque guardi all'estero, guardi che cosa sta succedendo nel mondo per essere sempre al passo, cercando di tutelarti attraverso tutte le normative che ci sono a nostra disposizione.
Giusto Non Maria, ci vogliono possiamo politiche abbassare la giuste, guardia. normative giuste per tutelare i nostri prodotti, altrimenti oggi rimane semplicemente una celebrazione, un ricordo e non uno scenario futuribile. Non è così? Certo, certo, assolutamente. Ci vogliono le norme, le regole e anche chi fa rispettare le regole, perché purtroppo sappiamo che spesso questo non accade, però il Ministero del Made in Italy diciamo, ha cambiato nome dal Ministero che era dello sviluppo economico, quindi ovviamente ci auguriamo che questo sia una delle priorità, che il Ministero e quindi di conseguenza insomma faccia le sue dovute azioni nei confronti del governo per promuovere sempre di più il nostro Made in Italy e anche il comportamento, no, dell'imprenditoria e delle norme che vanno a regolare il nostro mercato interno, insomma, che è molto importante, non a caso in quest'ultimo periodo poi. Certamente. Allora, Amelia, parliamo di politica estera, qual è la tua ovviamente, prossima sfida? Te l'ho detto anche prima, e quanto è stato difficile per te sfidare tutto questo, anche la burocrazia? Una battuta e poi ci salutiamo. Beh, non è mai facile quando tu comunque cerchi di materializzare un sogno, per cui bisogna avere una professionalità che ti aiuta, delle professionalità che ti supportano per poter rendere la tua missione, il tuo sogno credibile, realizzabile ed efficace. E allora Quindi molto ringrazio Amelia complicato e Cuomo, l'aspetto sacrificante. qui prestissimo in video per farci vedere anche dal vivo la lavorazione della pasta, perché possiamo far tutto con la nostra radiovisione. Grazie Amelia, un abbraccio Assolutamente e sì, moltissimi grazie a auguri. voi, piacere Maria e alla prossima. Piacere mio, presto. grazie a tutti. Buona giornata. Maria, buon allora io proseguimento. qualche altro minuto ce l'ho per te, perché perfetto. oggi c'è stata un po' una maratona su questo, un po' una staffetta, siamo andati in velocità per vari motivi e voglio dirti questo, abbiamo parlato di Italian Sounding, di truffe, ma l'atteggiamento e l'orientamento dei consumatori in questo momento geopolitico così difficile, qual è? Qual è insomma la vostra percezione, l'impressione, ma anche le ricerche che voi fate come associazione dei consumatori? Mi interessa molto questo. Dunque, il consumatore è orientato a promuovere il prodotto e a comprare il prodotto made in Italy, perché c'è comunque un forte sentimento di italianità sempre maggiore, quindi l'intenzione c'è. Spesso è tratto in inganno e perché purtroppo le truffe evolvono ogni giorno di più, lo vediamo leggendo le cronache dei giornali, e quindi non è detto che il suo tentativo, il suo desiderio di premiare, lo dico tra virgolette, o di acquistare un prodotto made in Italy poi effettivamente riesca nell'intento. Ti posso dire sicuramente che il sentiment è quello di un amore molto spiccato per i propri prodotti del Made in Italy e anche per la nostra nazione, quindi tutto quello che è, adesso mi spiace che Amelia è andata via, ma insomma la pasta Gragnano è, no, uno dei nostri cavalli di battaglia, nel senso sono cresciuti tantissimo come aziende e questo è un elemento molto importante che porta l'orgoglio italiano anche tra i cittadini e tra i consumatori. Per quanto riguarda il carrello della spesa, Maria, chiudiamo in questo modo. Come vanno le cose? Siamo vicini, molto vicini alla Pasqua e i consumatori che cosa fanno? Oggi ci sono molti dati economici, Eurostat c'è il dato economico che si rincorre sui salari, siamo uno dei paesi che hanno i salari più bassi del G20 e la produzione industriale che è al palo, dati importanti, fondamentali che io do sempre in Pop Economia. Ecco, vicini alla Pasqua, quali sono le scelte dei consumatori e quanto pesa il carrello della spesa? Guarda, il carrello della spesa sotto le festività sappiamo benissimo che i prezzi volano, addirittura in questo periodo abbiamo registrato degli aumenti fino al 470%, sia del carrello puro della spesa che del caro trasporti. Purtroppo questo è un fenomeno che non riusciamo a bloccare, nel senso che in prossimità delle festività o delle vacanze i prezzi aumentano e quindi
salgono alle stelle, quindi il consumatore o diciamo il cittadino che ha fa affidamento su uno stipendio fisso deve fare i conti con questi aumenti veramente da capogiro, quindi piccoli escamotage, magari prenotare per tempo i propri spostamenti o acquistare prodotti. Certo, nel settore alimentare non si possono acquistare troppo in anticipo per evitare i rincari dell'ultima ora, ma è un fenomeno con il quale purtroppo dobbiamo fare i conti. Lo abbiamo visto a Natale, lo vediamo adesso a Pasqua, quindi laddove diciamo possono esserci delle prevenzioni, come appunto nel caro trasporti, ovviamente noi consigliamo di agire per tempo. Per quanto riguarda il caro del settore alimentare e del carrello della spesa, ti posso solamente dire che l'aumento registrato in quest'ultimo periodo è superiore a quello dello scorso anno, quindi non è un buon dato. Non è un buon dato. Allora, sul non buon dato, ma sul bel dato della giornata del Made in Italy, noi ci lasciamo. E Maria, ti aspetto, sono sempre preziose le tue indicazioni, i tuoi consigli anche per la tutela dei prodotti contraffatti. Oggi siamo stati molto su questo, ma anche sulla percezione e l'orientamento dei consumatori per quanto concerne il carrello della spesa. Grazie. Grazie Alessandra, è sempre un piacere partecipare, la vostra trasmissione è sempre ricca di buoni spunti e di opportunità per noi per raccontare quali possono essere, diciamo, gli elementi per i quali un cittadino può essere sempre più tutelato. Grazie veramente tante. Grazie di cuore a te Maria, e io saluto tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Buona giornata del Made in Italy, passatela bene con un bel piatto di pasta oppure con un cibo italiano, quelli proprio che segnano la nostra identità e quelli che ci fanno davvero essere felici e gioiosi. Ciao e a martedì prossimo. Avete ascoltato Pop Economia.